Ciao a tutti, sono Riccardo Tosetto, ho da poco concluso la Global Solo Challenge, giro del mondo in solitario, senza scalo né assistenza, in barca a vela. Ho iniziato a muovere i miei primi passi nel mondo della vela, nei litorali adriatici, in particolare i litorali di Caorle e Jesolo, con delle piccole imbarcazioni a vela chiamate derive, e da lì è nata la mia forte passione. Poi all'età di 18 anni sono riuscito a trasformare questa passione anche nel mio lavoro a tempo pieno. Il traguardo del Giro del Mondo in solitario è stato raggiunto da meno di 200 persone al mondo nella storia e l'ambizione è caratterizzata probabilmente dalle mie radici, il Veneto, dove i grandi progetti devono essere portati a termine e ci si mette il massimo dell'impegno per realizzarli. Durante questo viaggio, che è durato 153 giorni, ho avuto diversi problemi, ma da buon veneto mi sono sempre rimboccato le maniche e ho cercato di superarli nel migliore dei modi.